Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche in questo giovedì 11 marzo nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, la vita di relazione è in fermento, i nuovi contatti di lavoro promettono risultati importanti sia sul piano professionale che economico. Chi cerca il suo primo impiego, uno nuovo procede a vele spiegate, le novità sono incoraggianti. Toro, serenità nei rapporti d'amore ed amicizia, apprezzate ciò che avete e vi destreggiate abilmente tra umori ed esigenze nelle relazioni domestiche. Agite ed astuzia e puntate sul fascino e sulla creatività per acquisire maggiore visibilità dove più desiderate. Gemelli, le iniziative professionali procedono senza intoppi, anzi registrate anche dei progressi. Sarà per questo che in famiglia siete poco pazienti. Buoni risultati negli studi a patto di mantenere alto il livello di concentrazione ed evitare le distrazioni. Cancro, Sole e Nettuno dipingono scenari sognanti, pensieri romantici, situazioni piacevolmente variegate, un feeling fortissimo vi lega alla persona amata. Teneri ed espansivi, ben disposti verso gli altri, spontaneamente seguirete oggi il flusso delle emozioni. Leone, lavoro e relazioni interpersonali a fronte di malintesi sono oggi settori più sotto pressione. Ci vuole prudenza nel giudicare colpe ed errori. Alternanza di alti e bassi anche con i vostri cari. Su certe annose questioni non riuscite proprio a trovare un accordo. Vergine, meglio concentrarvi sulla vostra attività oggi che a favorirvi ci sono Luna e Mercurio. Gli affari di cuore potranno rivelarsi meno gratificanti. Presenza attenta e prontezza di riflessi in ufficio vi fanno sentire in ordine e con la coscienza a posto. Bilancia, assertività e voglia di fare sono doni elargiti oggi da Luna e Mercurio che daranno ottimi frutti sia nella carriera che nelle relazioni interpersonali. Andate avanti così. Soluzioni anche per rimediare a una vecchia faccenda, tra idee brillanti e in testa e uno spirito giusto per realizzarle. Scorpione, per tutta la mattina gli effetti di Luna e Mercurio mettono la professione in primo piano, regole e schemi a cui dovrete per forza attenervi. Dopo un'intensa giornata al lavoro però l'abbraccio e il calore di chi vi vuole bene laveranno via la stanchezza. Sagittario, sempre gentile la Luna in Acquario che con il suo sguardo lucido proiettato verso il futuro fornisce un appiglio per ancorarvi alla realtà. Sole e Nettuno disseminano trappole di malintesi e incomprensioni oggi, ma con un dialogo franco saprete evitarle. Capricorno, questo giovedì parla di impegni, appuntamenti, carriera e novità in merito, ma non trascurate l'amore e dedicate tempo ai vostri cari. Interessi filosofici e spirituali vi prenderanno. Se pensate di fare della beneficenza, non sbraitatelo ai 420. Acquario, ottimi risultati sia sul lavoro che nello studio, la mente è aperta, flessibile e curiosa, potreste mettere a segno un colpo da maestri. Esaminate però alla lente di ingrandimento sensazioni e desideri, scoprirete chi siete e dove volete andare. Pesci, un suggerimento dal cielo, fidatevi del vostro istinto oggi, vi indicherà la strada più vantaggiosa per la professione e i reali sentimenti di qualcuno. I riflettori sono accesi su di voi e sui vostri desideri e aspirazioni sentimentali, la chiarezza poi viene meditando. È tutto quindi dalle stelle di Radio.0 per questo giovedì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0